Salve a tutti, oggi parleremo del referendum istituzionale per la monarchia o la repubblica, ovvero il 2 giugno del 1996 viene modificata la forma costituzionale e il nome indicativo dello Stato sardo in Repubblica Italiana. Al termine della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia si era trovata di fronte a un profondo rinnovamento politico istituzionale. I principali partiti antifascisti, come la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista, il Partito d'Azione e così via, si erano riuniti nell'obiettivo comune di costruire una nuova Italia democratica. Il momento decisivo veniva rappresentato dal referendum istituzionale del 2-3 giugno 1946, attraverso cui il popolo italiano era chiamato a scegliere tra monarchia e repubblica. Il 16 marzo del 1946 il principe Umberto II aveva decretato, in seguito al patto di Salerno del 1944, che la forma istituzionale dello Stato sarebbe stata stabilita tramite referendum da indirsi insieme alle elezioni per l'Assemblea Costituente. Il decreto legislativo luogotenenziale numero 98 del 16 marzo 1946, appunto, attinente all'indizione del referendum, dava diverse interpretazioni che porteranno anche a delle dispute di natura di filosofia politica. Col fine di tutelare la sicurezza pubblica, veniva messo in essere un corpo ausiliario di polizia a capo del Ministero dell'Interno, diretto dal socialista, poi diventato socialdemocratico, Giuseppe Romito, mentre il Ministero di Grazia e Giustizia era diretto da Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano, il quale aveva l'importante compito di vigilare, sull'andamento regolare del referendum. Il referendum istituzionale tra monarchia e repubblica veniva fissato appunto per il 2 giugno del 1946 e la proclamazione dei risultati era affidata alla Suprema Corte di Cassazione. Rammentiamo che prima delle elezioni, il 9 maggio del 1946, il re Vittorio Emanuele III aveva abdicato al trono in favore di Umberto II, re figlio. Solitamente diciamo che in questa circostanza le donne avevano votato per la prima volta, ma così non è avvenuto in quanto le donne avevano votato alcuni mesi prima, ovvero in occasione delle amministrative a partire dal mese di marzo del 1946. Infatti la prima donna sindaco d'Italia dal punto di vista cronologico è Ninetta Bartoli, sindaca di Boruta, elezione avvenuta l'11 marzo del 1946. Successivamente abbiamo anche altre 9 donne che diventano sindaco di quella che diventerà Repubblica Italiana. Bene, il 2 e 3 giugno 1946 veniva votato il referendum istituzionale sia per la Repubblica o la monarchia, ma anche per la Costituente. La Costituente aveva il compito di eleggere i padri e le madri costituenti che avrebbero dovuto mettere in essere che cosa? La Costituzione della Repubblica Democratica Italiana. In questa occasione i sardi avevano messo in chiaro la loro fedeltà al re dal momento che la maggior parte dei voti erano andati per la monarchia. Infatti su 663.003 sardi chiamati a votare si recarono a votare 569.574
Le schede valide furono 527.747, mentre quelle considerate non valide, bianche incluse, furono 41.827. L'affluenza fu pari all'85,91%, quindi siamo quasi all'86%, e per la monarchia avevano votato 321.000 e 345 voti, ovvero sia il 60,9%, e per la Repubblica avevano votato 206.192, ovvero il 39,1%. Contrariamente al responso sardo, a livello nazionale aveva vinto la Repubblica con 12.717.923 voti, mentre 10.719.284 voti erano andati per la monarchia. Inoltre 1.498.136 voti erano nulli. A questo punto vediamo i fatti avvenuti post elezione. Infatti, i giorni successivi al referendum si erano contraddistinti da una grandissima e soprattutto gravissima incertezza, sia istituzionale che politica, in attesa che la Suprema Corte di Cassazione si pronunciasse ufficialmente sulla votazione, ovvero si attendeva all'atto formale della proclamazione della Repubblica. I giorni che andavano dal referendum alla proclamazione ufficiale, mai avvenuta, dei risultati, aveva visto serie problematiche nell'evolversi dei fatti che possiamo conoscere anche tramite i verbali del Consiglio dei Ministri e le testimonianze dirette dei politici del tempo. Le schede elettorali e i verbali delle 31 circoscrizioni venivano inviati a Roma, nella sala della Lupa di Montecitorio, in cui il conteggio avveniva con la presenza della Corte Suprema di Cassazione. Ma non c'erano solo loro, c'erano anche i giornalisti e i rappresentanti anglo-americani della Commissione degli Alleati. Il 4 giugno il ministro dell'Interno Giuseppe Romita aveva comunicato al Presidente del Consiglio De Gasperi i primi dati, arrivati sino alle ore 8 e provenienti da dove? Dal mezzogiorno. Cosa indicavano questi dati? Indicavano che la monarchia stava vincendo, era in vantaggio. Quindi, in modo molto celere, De Gasperi aveva telefonato al ministro della Reale Casa, tale Lucifero Falcone, per comunicargli i dati, precisando che si trattava di numeri parziali e che non consentivano alcuna conclusione e in questo modo non gli permettevano di avvalorare appunto le considerazioni del ministro Romita che la vittoria della Repubblica fosse ancora possibile. Quindi, come ben sappiamo, i repubblicani erano certi della loro vittoria, ma in questo caso incominciamo ad avere dei dubbi. Lo stesso 4 giugno Togliatti aveva scritto a Falcone Lucifero comunicandogli di aver paura per la vittoria monarchica. Il giorno dopo il ministro di Grazia e Giustizia, ovvero Togliatti, inviava un'epistola al presidente della Corte Suprema di Cassazione, tale Giuseppe Pagani, invitandolo a non comunicare ancora i risultati referendari in quanto la monarchia stava superando la Repubblica, come ci ha testimoniato in documenti, anche nei documenti televisivi, Massimo Caprara, segretario di Togliatti. Il presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, aveva evidenziato la necessità di rimettersi al giudizio della magistratura, alla quale era affidata la convalida di che cosa? Dei risultati. Infatti il Democristiano aveva ammesso sul tavolo il problema attinente all'intestazione dei decreti e quello della proclamazione ufficiale. In sostanza, proclamazione ufficiale che col tempo non è mai avvenuta.
Il 10 giugno, alle ore 18, la Corte Suprema di Cassazione aveva reso noti i risultati provvisori del referendum. E lo stesso giorno il presidente De Gasperi, nella seduta del Consiglio dei Ministri, aveva presentato il testo del verbale attinente a quella notifica, la quale si concludeva con una frase di libera interpretazione. Tale situazione aveva creato seri problemi di natura politica e istituzionale alle autorità che avrebbero voluto certezza. Di conseguenza, il Consiglio dei Ministri era investito, potremmo dire, del problema legislativo e politico di stabilire il passaggio provvisorio dei poteri dal sovrano, ovvero da Umberto II, al Presidente del Consiglio, pur senza una formale proclamazione della vittoria della Repubblica. Quindi dal punto di vista statuale un passaggio molto molto delicato. Bene, subito dopo la proclamazione degli esiti, il Consiglio dei Ministri si era riunito per dare esecuzione al comma numero 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo, legislativo luogotenenziale del 16 marzo del 46, numero 98. Recita integralmente. Nella ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum e fino alle elezioni del capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni. In sostanza si trattava di una ipotesi che dava certezza per la Repubblica. La Corte di Cassazione aveva reso pubblici solo i dati provvisori, in quanto doveva considerare le discussioni politiche in essere, i ricorsi presentati soprattutto dai filomonarchici è stato tutto un movimento di ricorsi e di disordine nell'età del tempo e soprattutto se dovessero essere conteggiate le schede bianche e nulle, quindi c'è un'interpretazione squisitamente amministrativa. Ragion per cui la Corte aveva rinviato a una successiva adunanza il giudizio definitivo sul referendum. Quindi ci sono state le accuse dei brogli, Togliatti e Romita, Alcide De Gasperi, avevano una paura che vincesse la monarchia e quindi anche il popolo viveva un periodo di instabilità, come vedremo. A questo punto erano entrate in gioco le diverse vedute politiche. De Gasperi riteneva che la promulgazione fosse avvenuta con proclamazione dei risultati del referendum e che fosse già produttiva degli effetti previsti dalla legge. I moderati, visti i risultati della Cassazione incompleti, necessitavano di chiarimenti e invitavano di non nominare ancora la Repubblica, mentre i comunisti e i socialisti sostenevano che fosse già avvenuta attraverso il referendum stesso. Bene, come era avvenuta in sostanza questa proclamazione? Per via legale, la trasformazione dello Stato è che in sede politica si dovesse prendere atto di tale fatto. Quindi politicamente noi dobbiamo accettare il referendum. A questo punto, la stessa sera del 10 giugno, il presidente De Gasperi aveva proposto di annunciare al sovrano che il Consiglio dei Ministri a maggioranza e quindi non all'unanimità riteneva che la proclamazione della Corte di Cassazione fosse produttiva dell'effetto della decadenza della monarchia. E quindi qua vediamo come nascerà una disputa molto molto forte. Preso atto della proclamazione dei risultati del referendum fatta dalla Corte di Cassazione,
Tenuto conto che questi risultati, per dichiarazione della stessa Corte di Cassazione, sono suscettibili di modificare e di integrazione, di modificazione per meglio dire, e di integrazione nel supremo interesse della concordia degli italiani, si consente che, fino alla proclamazione dei risultati definitivi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero sia l'onorevole Alcide De Gasperi, eserciti i poteri del capo dello Stato. Quindi De Gasperi al potere provvisorio, eccetera, eccetera. A questo punto, l'11 di giugno, il documento veniva sottoposto da De Gasperi alle visioni di Umberto II, che si era riservato di decidere per il giorno dopo. Qual era il pericolo? Il pericolo era alto, in quanto si temeva che il referendum potesse essere annullato e il sovrano potesse avere pieni poteri, sebbene il risultato pur provvisorio, fosse dalla parte della Repubblica. La riunione era stata sciolta con un comunicato ufficiale in cui venivano confermati i risultati referendari, ovvero la maggioranza dei voti per la Repubblica. Ormai la situazione in Italia stava diventando incontrollabile, al punto che l'11 giugno in Napoli i risultati del referendum accendevano gli animi e la contestazione monarchica dava luogo a dei disordini. Ricordiamo che Napoli aveva stravinto la monarchia, eccellenza, Napoli, città legata ai regnanti. Quindi un corteo aveva cercato di assaltare la sede del Partito Comunista in via Medina per togliere una bandiera tricolore esposta appunto priva dello stemma Sabad. Ma scariche di mitragliatrice sparate dalla polizia, che cercava di mantenere l'ordine pubblico, avevano ucciso 9 manifestanti monarchici e causato 150 feriti. Quindi vediamo come l'Italia stava vivendo dei disordini. Non dimentichiamo che eravamo figli della guerra civile, dal 43 al 45, la fine della dittatura e così via. Il 12 giugno del 46 Palmiro Togliatti aveva dichiarato che vi sono ricorsi che possono anche richiedere l'esame delle schede, schede che tra l'altro non sono in Roma ma sono state distrutte. E anche qua potremmo aprire delle diverse interpretazioni attinenti a questo fatto. I sostenitori della monarchia avevano ribadito più volte che sacchi e pacchi di verbali erano stati rinvenuti nei luoghi più disparati in Roma, quindi c'era sempre questa accusa da parte monarchica che ci fossero stati certamente dei brogli elettorali. Nella tarda mattinata del 12 giugno era giunta al Presidente del Consiglio la risposta scritta del Quirinale nella quale Umberto II dichiarava che avrebbe rispettato il responso della maggioranza del popolo italiano espresso dagli elettori votanti, quale sarebbe il risultato dal giudizio definitivo della Corte Suprema di Cassazione. Umberto II in questa circostanza aveva cercato di calmare gli animi nonostante perdesse il suo trono attraverso un'azione, potremmo dire anche razionale. Quindi Umberto anche con questa azione aveva sperato di poter continuare in quella collaborazione intesa a mantenere quanto era veramente indispensabile avere l'unità d'Italia. Il giorno successivo, il 13 di giugno, il Consiglio dei Ministri aveva stabilito che a seguito della proclamazione dei risultati, data il 10 giugno, come abbiamo visto,
le funzioni di capo provvisorio dello Stato dovevano essere già assunte dal Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi. Ma nonostante il rinvio della comunicazione dei dati definitivi, De Gasperi, dopo aver dialogato all'interno della Democrazia Cristiana soprattutto e con Palmiro Togliatti e Giuseppe Romita, aveva preso l'incarico. Secondo il parere della maggioranza dei ministri, sarebbe stato assurdo non rivestire nessuna rilevanza politica istituzionale all'annuncio avvenuto il 10 giugno del 1946. Bene. Secondo i monarchici, invece, il governo non aveva voluto aspettare la seduta della Corte di Cassazione fissata per il 18 di giugno, perché sarebbe stato possibile un ricontrollo delle schede elettorali, un ricontrollo che avrebbe potuto dar alla luce eventuali brogli. Bene, ma poteva anche dare inizio ad una rivoluzione civile che il governo ovviamente vorrebbe evitare. Come detto poco fa, eravamo figli già della guerra civile in Italia. Nella notte tra il 12 e il 13 di giugno, dopo che il Consiglio dei Ministri aveva trasferito le funzioni di capo provvisorio dello Stato ad Alcide De Gasperi, si era passato ovviamente, non si era aspettato in questo caso al pronunciamento finale della Corte di Cassazione. Umberto II cosa aveva fatto? Aveva diffuso un proclama nel quale denunciava la presunta illegalità messa in essere dal governo. E lo stesso 13 giugno era partito per l'esilio a Cascais in Portogallo. L'ex sovrano era partito senza neanche attendere la dichiarazione dei risultati e la pronuncia sui ricorsi presentati dal partito monarchico e da tutti i filo-monarchici, i quali venivano respinti dalla Corte di Cassazione il 18 giugno del 1946. Lo stesso giorno la Corte aveva integrato i dati delle sezioni mancanti, dando ai risultati la convalida finale. Alle 18 del 18 giugno la Corte di Cassazione, con 12 magistrati favorevoli e 7 contrari, aveva deliberato che per maggioranza degli elettori votanti, prevista dalla legge istitutiva del referendum, si dovesse intendere la maggioranza dei voti validi, cioè la maggioranza dei consensi senza contare il numero delle schede bianche e delle nulle, che erano stati considerati voti non validi. Quindi ci ricadiamo sempre in quella famosa interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale numero 98 del 16 marzo del 1946. Bene, la Corte Suprema di Cassazione aveva rigettato i ricorsi dei monarchici, procedendo alla pubblicazione dei risultati definitivi della consultazione referendaria. I risultati venivano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno del 1946, il numero 134, ovvero 12 milioni, come vi ho già detto, ripetiamo, 12.717.923 voti, 917.923 voti per la Repubblica, 10.719.284 voti per la monarchia e 1.498.136 voti nulli, ma aveva lasciato un grande problema sul tavolo, ovvero il problema della proclamazione solenne della Repubblica. In sostanza aveva approvato l'ordine del giorno che evidenziava come la magistratura competente
avesse tolto ogni dubbio di diritto e di fatto attinente alla vittoria della Repubblica, del referendum appunto, e la derivata assoluta legalità della posizione presa il 10 giugno dal governo. Superato il problema della proclamazione ufficiale della nuova forma di Stato, secondo loro, De Gasperi aveva proposto lo schema del primo decreto legislativo presidenziale della Repubblica Italiana, quello del 19 giugno 1946, relativo a nuove formule per l'emanazione dei decreti ed altre disposizioni conseguenti alla mutata forma istituzionale dello Stato, che veniva approvata dal Consiglio dei Ministri. Inoltre, l'articolo numero 6 aveva stabilito che le decisioni giudiziarie dovessero recare l'intestazione, come sappiamo, Repubblica Italiana in nome del popolo italiano. Anche in questo caso ci sono state tante dispute. Come vediamo, si dava per scontato la vittoria della Repubblica. Infine, possiamo affermare senza se e senza ma che la proclamazione formale della Repubblica Italiana non ci sia mai stata, dovendosi ritenere che essa portasse con sé la propria forza giuridica e pure la propria legittimità dalla volontà popolare manifestata nel referendum istituzionale del 2-3 giugno del 1946. In conclusione, lo Stato oggi chiamato italiano, il 2 giugno del 1946, ha modificato la forma costituzionale e il nome indicativo in Repubblica Italiana. In sostanza, lo Stato italiano non è altro che l'antico Stato sardo. Grazie, alla prossima.